Se l'attenzione nei confronti della natura è questa, è chiaro che tutti gli alberelli del bosco, del cosiddetto Bosco di San Paolo, moriranno. Drastico il commento di Italia Nostra sull'autunno di foglie secche a Ramispogli che è già calato sul Bosco di San Paolo a Treviso. Inaugurato a marzo con la piantumazione della prima delle 1670 piante previste nel quasi ettaro e mezzo convertito da spazio supermercato ad area verde, doveva ridurre gli effetti delle isole di calore, favorire l'infiltrazione nel sottosuolo dell'acqua piovana mantenendo la permeabilità del suolo e poi sequestrare l'anidride carbonica atmosferica. Avrebbe dovuto perché qui ora le piante o sono in sofferenza o sono già seccate. A segnalare la gravità della situazione Italia Nostra, da sempre attenta al territorio e all'ambiente, che punta il dito sul comune, colpevole di non aver provveduto all'irrigazione di queste nuove piante poste a dimora, quindi con ben poche radici per captare l'acqua del sottosuolo. Un problema ambientale ma anche economico, considerando che questo intervento arboreo rientra in un progetto finanziato dal Ministero con 261.000 euro. Si può chiamare soltanto soldi buttati al vento. Una contraddizione questo bosco lasciato morire di sete in quella che viene da sempre definita città d'acque, sottolinea Alberto Zandigiacomi, da sempre impegnato per l'ambiente. Basterebbe aver portato un po' d'acqua, basterebbe aver preso una delle fontane a getto continuo che ci sono là attorno, mettere un tubo e portare un po' di acqua anche nel bosco. Punto. Insomma, gira come quando il comune si occupava direttamente del verde, facendo arrivare la storica Apecar con la botticella, e i soldi per piante e piantumazioni non sarebbero stati bruciati dalla siccità. Perché, sottolinea Zandigiacomi, in genere contadina interviene su indicazione soprattutto a termini di contratto di fornitura, mentre il comune su segnalazione il più delle volte diretta dei cittadini, in una filiera corta di intervento che risolve i problemi anziché ridurli così. Dal comune precisano che il bosco è ancora a carico dell'azienda appaltante che deve garantire l'attecchimento delle piante e che non è vero che non venga effettuata l'irrigazione, purtroppo, vista la scarsità d'acqua, limitata ogni 3 giorni. Ma intanto le piante continuano a seccarsi, conclude Zandigiacomi. Speriamo che per il prossimo reimpianto si pensi anche all'acqua. Il povero assessore Manera deve stare attento anche a queste cose. Magari ascoltando un po', chiedendo un parere. Noi siamo sempre disposti ad aiutare l'amministrazione. Non troviamo lo stesso attenzione nei nostri confronti.